Sindaci siciliani nelle prefetture dell'isola pronti a dimettersi, l'intervento di Orlando e Musumeci. Protesta dei dipendenti, acque inquinate in alcune vie, nominati componenti del CDA del Teatro Pirandello. Scala dei turchi di Realmonte restituita al legittimo proprietario, superperizia accerta le ragioni di Ferdinando Sciabarrà. Alla Valle dei Templi un evento sportivo educativo per sensibilizzare alla prevenzione delle patologie. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato ritrovato questa mattina il cadavere del poliziotto 31enne originario di Napoli in servizio alla scientifica di Lampedusa. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo sotto la costa di Capoponente a 140 metri utilizzando uno specifico natante. Già ieri notte era stato ritrovato lo scooter utilizzato dall'agente e questa circostanza non aveva lasciato presagire nulla di buono. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'uomo non si è presentato in servizio e a partire dalle 18:30 il telefono cellulare risultava irraggiungibile. I sindaci siciliani in fibrillazione sono impegnati negli incontri con i rispettivi prefetti nelle province di tutta l'isola. A margine di ciò, il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Siciliani, Leoluca Orlando, spiega: rappresentiamo ai prefetti le condizioni di insostenibilità dal punto di vista finanziario del personale di tutti i comuni siciliani per chiedere risposte concrete al governo nazionale, ovvero quelle risposte che il governo nazionale ha dichiarato di essere intenzionato a dare, ma che non sono mai arrivate. E ancora prosegue Orlando: descriviamo ai prefetti la drammaticità delle condizioni dei nostri comuni, reiterando la nostra disponibilità a dimissioni di massa per far comprendere che non si tratta di problemi che riguardano un comune o l'altro, ma di problemi che riguardano l'intero sistema di enti locali siciliani che pagano le conseguenze del mancato accordo tra autonomia siciliana e governo nazionale, con la conseguenza che da Reggio Calabria in su i comuni ricevono interventi finanziari e hanno una normativa diversa da quella con cui siamo costretti a confrontarci in Sicilia. Anche i sindaci agrigentini oggi in prefettura. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una riunione oggi qui in prefettura, ne parliamo con alcuni sindaci certamente più rappresentativi del territorio agrigentino. Sì, continuiamo una battaglia già iniziata da anni, ma ora siamo a un punto di non ritorno. Oggi come ANCI abbiamo stabilito un percorso istituzionale, prima di arrivare alle paventate dimissioni, perché di questo si tratta. Oggi riteniamo di ricevere delle risposte concrete, delle risposte assolutamente autorevoli, perché i comuni altrimenti saranno tutti al dissesto. Un dato oggettivo: solo 71 comuni hanno approvato i rendiconti di bilancio. Questo è un dato assolutamente allarmante, che ci fa pensare che i comuni, se non si mette mano a una riforma strutturale organica, sono pronti al disastro. Oggi siamo ricevuti al prefetto e questo da un lato è un onore, ma non si tratta di un incontro simbolico, perché dobbiamo rappresentare quelle che sono le reali criticità finanziarie dei nostri territori, dei nostri comuni. Il governo ancora non è intervenuto per quello che ci riguarda, come può fare, come deve e come può fare, quindi questo incontro è fondamentale per rappresentare ancora una volta le difficoltà del nostro territorio e soprattutto, ripeto, probabilmente i deputati, la nostra deputazione non ha ancora ben compreso quelli che sono i problemi del nostro territorio, quindi speriamo che oggi possa andare bene. Oggi è un giorno importante per vedere quello che si deve fare, perché noi siamo in grandissime difficoltà sia dal punto di vista del bilancio, economici, ma anche del personale. Devo ringraziare l'ANCI regionale che è stata parte attiva a questa manifestazione e a tutti i vari passaggi che sta facendo. Noi da oggi, da questa riunione, se non abbiamo risposte concrete da parte del governo, prenderemo delle iniziative molto ma molto pesanti. Reduce anche dalla manifestazione che avete fatto a Roma, insomma i comuni chiedono risorse aggiuntive, considerando anche la pandemia del Covid che vi agevola poco.
Sì, oggi è l'ennesima manifestazione dove portiamo, come dire, a conoscenza di quello che è il dramma che viviamo gli enti locali. È un dramma, non siamo né a pietire né a chiedere, ma vogliamo i diritti affinché questi territori, questa nostra terra possa avere gli stessi diritti che hanno o gli stessi servizi che riescono ad avere altre regioni d'Italia. Con queste condizioni, con queste norme, purtroppo i comuni non sono nelle condizioni di poter garantire né i servizi ma neanche di poter chiudere gli strumenti, diciamo, contabili e finanziari, e quindi alla fine mi auguro e ci auguriamo che si riesca nel più breve tempo possibile, di qua obbligatoriamente entro fine mese, a fare i relativi provvedimenti affinché riusciamo a chiudere i bilanci, se no altrimenti davvero è un rischio default. I sindaci della Sicilia, come sapete, sono stati a Roma, sono stati ricevuti anche dal Ministro dell'Interno. E adesso, analogamente a quello che si sta facendo nelle altre prefetture siciliane, li incontrerò perché insomma, mi rappresenteranno tutta una serie di problematiche che tra l'altro sono anche ampiamente definite in un documento che ho già ricevuto. Si tratta di problemi che effettivamente stanno determinando un rallentamento anche della stessa attività amministrativa. Ci sono problemi di fondi, ci sono problemi di personale, ci sono problemi che probabilmente, come ha detto lo stesso Ministro dell'Interno, necessitano di una rivisitazione anche della stessa struttura del testo unico enti locali. Io certamente assicurerò tutto il mio sostegno istituzionale a questa iniziativa e rappresenterò a livello centrale quelle che sono le richieste degli amministratori locali obiettivamente in grande difficoltà. I sindaci sono ancora sul piede di guerra al fine di risolvere gli ostacoli finanziari che impediscono la conclusione dei bilanci e le carenze di personale. Il governo della regione condivide le istanze dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Il presidente Nello Musumeci afferma: il governo della regione fa sua la protesta dell'ANCI Sicilia di fronte a una paventata crisi istituzionale che rischia di condannare i comuni allo stallo. Sono già intervenuto personalmente col presidente Mario Draghi, oltre ai reiterati incontri che l'assessore all'economia Gaetano Armao ha chiesto e ottenuto con i ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno. Da Roma attendiamo adesso un riscontro concreto che dia un minimo di ossigeno ai comuni siciliani e ci auguriamo che sia approvata la norma che prevede il differimento al 30 novembre del termine per l'approvazione dei bilanci. Mancano gli impiegati a Palazzo dei Giganti, i dipendenti scendono in piazza in un sit-in. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi un sit-in di protesta qui davanti alla prefettura che è partito dal comune, per rivendicare cosa sostanzialmente? Le trattative sindacali, l'agibilità sindacale, la contrattazione di ente. Dobbiamo dire che purtroppo negli ultimi anni il comune di Agrigento è deficitario su questo punto, da 3 anni che non si rinnova la contrattazione decentrata. Io ricordo che abbiamo una lunga esperienza di lavoro sindacale, noi facevamo la contrattazione al comune di Agrigento, era da apripista per tutta la provincia, ora è arrivato a essere il fanalino di coda. Abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo fatto delle assemblee lavoratori, abbiamo fatto delle assemblee con presente il sindaco e il responsabile del settore finanziario, avevano promesso di fare la contrattazione e il fondo e non hanno rispettato questi impegni. Abbiamo chiesto di approfondire queste tematiche, considerate i problemi economici che ha questo comune ma anche tutti gli altri comuni, ma non si possono lasciare indietro i lavoratori che tra l'altro sono in numero ridotto per i pensionamenti che ci sono stati quota generale. Allora parliamo ora con Lorella che effettivamente lavora operativamente presso il corpo dei vigili urbani anche, per cui chi meglio di lei può fotografare la reale situazione al comune di Agrigento? La reale situazione è una situazione di assoluta carenza di personale, di difficoltà nell'erogazione dei servizi, difficoltà che appunto hanno portato dopo una serie di proteste a questo
questo momento di sit-in in piazza. Noi più volte abbiamo chiesto, come ha detto il mio segretario, di poter trovare una soluzione, sia per adeguare il contratto, per avere un aumento delle ore del contratto del personale part-time, che è quasi la stragrande maggioranza del personale in forza all'ente, sia per dare delle risposte a chi aspetta da tanto di vedere un accrescimento della propria professionalità con un riconoscimento di una progressione economica. La condizione dell'ente è ferma da tantissimi anni e il risultato appunto è una carenza poi anche di controllo, di erogazione di servizi che un po' tutti i cittadini possono tranquillamente rendersi conto ogni giorno nel confronto con l'amministrazione o col territorio. Il comune di Agrigento, diceva il collega, prima era quello che andava avanti nella contrattazione collettiva, oggi invece è l'ultimo, quindi la nuova amministrazione non dà risposte? Sì, noi abbiamo, come ha già anticipato il collega, abbiamo più volte richiesto che venisse ripristinata la sessione contrattuale per recuperare gli anni persi. La contrattazione è ferma ormai dal 2018. L'ultima nel 2019 addirittura non ha avuto il parere favorevole da parte degli organi di revisori dei conti. Abbiamo con diverse note richiesto il ripristino della contrattazione, anche perché con questo importante strumento si finanziano istituti importantissimi quali particolari responsabilità, turnazione e reperibilità, servizio esterno, disagio, maneggio valori, quindi sono degli istituti importanti che servono a garantire servizi ai cittadini. Questo, se lo uniamo alla grave carenza di personale, ci dà il senso di quella che è la situazione di una importantissima amministrazione, che è l'amministrazione di prossimità, cioè il comune. E noi ci chiediamo per quale motivo, nonostante le diverse sollecitazioni, nessun tipo di risposta è stata fatta. Ho fatto a Sua Eccellenza il Prefetto tutta una serie di richieste che vedono, lei stessa vede di buon occhio, ma è chiaro che si deve vedere una visione strategica del tutto. Abbiamo chiesto ovviamente, soprattutto per il personale a tempo determinato, che si arrivi, così come il sindaco già aveva programmato, all'aumento definitivo delle ore, perché ormai gran parte del personale è a tempo determinato, ma abbiamo chiesto anche per quanto riguarda sia le progressioni orizzontali e verticali e anche la costituzione del fondo. In buona sostanza chiediamo intanto che si ristabiliscono, per come è giusto per legge, i giusti rapporti sindacali e che si avvii soprattutto una visione strategica, anche grazie al Piano Nazionale di Resilienza, che farà arrivare un fiume di denaro che dovrà essere gestito con appositi progetti, ma soprattutto con personale dotato di apposita strategia e visione. Come replica a questo sit-in di questa mattina che le forze sindacali hanno fortemente fatto qui in prefettura, sostanzialmente che risposte darete e se li darete in che tempi? Sì, non è una replica la mia, anzi io sono dalla parte dei sindacati, dalla parte dei miei lavoratori, perché come dicevo poco fa il diritto al lavoro va rispettato. Spero di diminuire i tempi di attesa, spero di poter raggiungere gli obiettivi che i sindacati qui oggi hanno chiesto. Ringrazio anche Sua Eccellenza il Prefetto per averli ospitati e ricevuto anche me. Nei giorni a venire sicuramente riusciremo a trovare quegli obiettivi prefissati. Naturalmente, come dicevano anche gli altri presenti, col PNRR arriveranno anche altri fondi. Speriamo che il governo nazionale ci possa ascoltare per poter fuggire tutte quelle difficoltà che noi finora abbiamo, anche per mettere in regola il nostro strumento finanziario, che poi alla fine questo è quello che finora ha impedito quello che i sindacati e i lavoratori hanno chiesto. Servizio idrico, ancora disagi in diverse zone, acqua inquinata, firmata ordinanza che ne vieta l'utilizzo fino a quando non rientreranno i valori registrati. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha emesso un divieto assoluto di uso dell'acqua in via dei Fiumi, via Capitano Russo, via Ferrari, via di Salvo e via Teatro Tenda. La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha nominato i componenti in quota comune del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello. Si tratta degli ex consiglieri comunali di Agrigento Andrea Cirino, Alessandro Patti, Giuseppe Miccichè, tutti in aree politiche riconducibili al sindaco. E l'ex consigliere comunale e candidato sindaco di Favara, Gaetano Erò di Fratelli d'Italia.
Adesso è attesa la nomina del quinto componente che sarà designato dalla Regione. I 5 componenti eleggeranno poi il Presidente e poi il Presidente sceglierà un direttore artistico. Parliamo adesso del settore della ristorazione, ma dal punto di vista dei dipendenti costretti a condizioni definite da Mimma Calabrò della CISL da giungla. Vediamo. Purtroppo non si comprende che una buona soluzione al problema può essere proprio quella di rivolgersi al sindacato. A me è capitato di lavoratori che sono venuti chiedendo spiegazioni, abbiamo fatto capire quelli che erano i loro diritti, quelli che erano invece gli abusi e i soprusi e ancora peggio la mortificazione della dignità di lavoratore. Ma al 90% queste persone poi non tornano. Quando noi organizziamo l'incontro con il legale per procedere eventualmente con un'avvertenza, purtroppo molto spesso tornano indietro, ma tornano indietro per un fatto preciso, perché hanno paura di perdere quel poco che hanno, quel posto di lavoro che comunque gli consente, con tutte quelle limitazioni del caso, a mandare avanti la propria famiglia. Abbiamo sentito alcuni testimoni, ci hanno detto che lavoravano 12-13 ore al giorno per 700 euro al mese, insomma è quasi un fattore, diciamo, definirlo clamoroso è quasi un eufemismo. Assolutamente sì, per non dire che molto spesso le donne vengono anche molestate, ma per fortuna non tutti hanno queste caratteristiche. Ci sono dei lavoratori coscienziosi, corretti, che rispettano il contratto collettivo nazionale. Per chiudere ti chiedo se magari in questi anni ti è rimasta in mente qualche storia particolare, qualche lavoratore che insomma ha raccontato appunto le sue disavventure. Assolutamente sì, ma ce ne sono state tante. Quella che mi ha colpito di più è stata una ragazza con un bimbo piccolo, lasciata dal proprio compagno, quindi da sola a portare avanti questa bambina, che si leggeva dai suoi occhi, lo ha farfugliato, quindi non l'ha detto espressamente, che molto spesso subiva le attenzioni del datore di lavoro, ma non ha voluto fare il nome né del datore di lavoro né dell'azienda per cui lavorava. Noi abbiamo offerto la nostra assistenza, l'abbiamo spinta a denunciare, le abbiamo detto che non l'avremmo assolutamente lasciata sola, ma probabilmente la sua solitudine era intrisa di preoccupazione per comprare il latte a quella bambina che ha. Operazione Game Over 2, un'indagine della squadra mobile svela gli interessi che legano mafia e scommesse online illegali. 12 arresti nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani. I dettagli nel servizio. Dalle prime ore dell'alba 150 uomini della Polizia di Stato sono impegnati nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani per dare esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo su richiesta della sezione Palermo della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Palermitana nei confronti di 12 soggetti indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere semplice di illecite scommesse online e di intestazione fittizia di beni. In particolare per l'associazione a delinquere vi è la seguente incolpazione provvisoria, e cioè per essersi associati tra loro allo scopo di procedere sul territorio nazionale ad un'attività organizzata volta ad accettare e raccogliere anche per via telematica scommesse di vario genere illecitamente su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei monopoli di Stato, in particolare CS, CR e DG, questi i nomi puntati indiziati quali promotori e organizzatori dell'associazione si sarebbero avvalsi della forza di intimidazione di 2 palermitani presumibili appartenenti a Cosa Nostra e precisamente FG alla famiglia mafiosa della Noce ed FA alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano per imporre il sito di scommesse online nelle agenzie ricadenti
presenti territorialmente nel comprensorio di influenza della famiglia mafiosa di riferimento. L'attività investigativa condotta dalla squadra mobile palermitana ha confermato il dato già emerso in altre attività di indagine di analogo tenore, ossia l'esistenza di una forte compenetrazione tra l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio di una rilevante parte delle sale gioco e scommesse in seno alle quali quotidianamente si muove una mole di denaro spesso sottratta a qualunque forma di controllo legale e fiscale, di non facile quantificazione e che va a rinfoltire le casse dell'associazione mafiosa fino a diventarne una delle più cospicue fonti di reddito degli ultimi anni. Nel caso in esame si ritiene, sulla base di gravi indizi, la sussistenza di una organizzazione piramidale al cui vertice si pone il gestore del sito di scommesse, coadiuvato da un numero variabile di responsabili di macro aree territoriali, cosiddetti masters, incaricati della diffusione del sito stesso sul territorio, dei rapporti con i referenti tecnici e della movimentazione del denaro. L'associazione si avvantaggerebbe infatti di una ramificata rete di agenzie che dissimulerebbero la loro reale operatività sotto la copertura di punti vendita di ricariche, corner, bar tabacchi, edicole, internet point e così via. Il pagamento delle scommesse non avverrebbe attraverso una transazione online diretta tra giocatori e bookmaker estero, ma in contanti con pagamento di denaro nelle mani del gestore delle agenzie dislocate sul territorio. Una parte del denaro illecitamente guadagnato verrebbe investita da alcuni presunti sodali dell'organizzazione in un'azienda agricola agrigentina sottoposta a sequestro preventivo. Analogamente sono state sottoposte a sequestro preventivo le apparecchiature informatiche e i beni mobili aziendali di 2 agenzie sparse sul territorio di Palermo. Il volume del denaro raccolto dalle agenzie per gli eventi sportivi scommessi sui siti internet si aggirerebbe presumibilmente intorno a 2 milioni al mese per ogni sito internet utilizzato. Giova precisare che gli odierni indagati sono allo stato indiziati in merito al reato contestato e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l'emissione di un'eventuale sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza. La Commissione Giustizia della Camera ha votato il testo base della riforma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto ergastolo ostativo, permessi ai boss solo se collaborano. Vediamo. Il dado è tratto. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'adozione del testo base sulla riforma dell'ergastolo ostativo, una legge resa necessaria da più sentenze della Corte Costituzionale, quella che a ottobre del 2019 ha dichiarato illegittimo il divieto di concedere permessi premio ai condannati per delitti di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia, ma soprattutto quella che ad aprile del 2021 ha bocciato il divieto di liberazione condizionale degli stessi soggetti, dando al Parlamento un anno di tempo per riscrivere la norma. Il testo va quindi a sostituire i 3 disegni di legge depositati finora, quello del Movimento 5 Stelle a prima firma del deputato Vittorio Ferraresi, quello di Fratelli d'Italia con Andrea Del Mastro delle Vedove e quello della Dem Ensa Bruno Bossio, quest'ultimo precedente alla sentenza del 2021, favorevoli tutti i gruppi escluso Fratelli d'Italia, che ha insistito sulla proposta del Mastro e nel contempo ha presentato un DDL costituzionale prima firmataria Giorgia Meloni per riscrivere l'articolo 27 della Carta, affiancando alla funzione rieducativa della pena quella di garantire la sicurezza dei cittadini in modo che l'ergastolo ostativo non sia più incostituzionale. Soddisfatto invece il relatore del nuovo testo, il presidente della Commissione Mario Perantoni. Abbiamo trovato una mediazione tra i valori espressi dalla Consulta e la necessità di mantenere il rigore nei confronti della detenzione dei boss mafiosi, un obiettivo per noi irrinunciabile, ha detto. Renderò presto noto il termine per la presentazione degli stessi emendamenti. Il testo riprende in molti passaggi la proposta dell'ex sottosegretario alla giustizia Ferraresi. L'articolo 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario viene riscritto, prevedendo che benefici possano essere concessi anche agli ergastolani che non ne collaborano, purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione
partecipazione al percorso rieducativo dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato, l'assoluta impossibilità di tale adempimento. Inoltre il giudice di sorveglianza dovrà accertare a seguito di specifica allegazione da parte del condannato congrui e specifici elementi concreti diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Il giudice dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del luogo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, se diverso del luogo di dimora abituale del condannato, nonché di quello in cui intende stabilire la residenza una volta uscito dal carcere. Nel testo attuale il parere obbligatorio è solo quello del comitato del luogo in cui il condannato è detenuto, spesso però distante, centinaia di chilometri da quello in cui ha commesso i reati. Sarà necessario anche sentire i pubblici ministeri che hanno richiesto le condanne, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché le direzioni dei penitenziari dove il detenuto è internato. Se uno o più di questi pareri fossero contrari, il giudice potrà comunque concedere il beneficio soltanto indicando gli specifici motivi per cui non ha ritenuto rilevanti le istanze istruttorie e gli elementi acquisiti, nonché gli ulteriori elementi che consentano di superare motivi ostativi indicati nei pareri del pubblico ministero e nelle informazioni fornite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica competente. La Scala dei Turchi di Realmonte è restituita al proprietario per la quasi totalità è proprietà privata, conclusa l'inchiesta penale con una perizia che ha accertato la legittima acquisizione di gran parte della scogliera di Marna più famosa al mondo. I dettagli nel servizio. La Scala dei Turchi per la quasi totalità è proprietà privata. È stata adesso formalmente dissequestrata e restituita a Ferdinando Sciabarrà, 73 anni, che ha sempre sostenuto di essere il proprietario della scogliera di Marna Bianca di Realmonte. Era stata sequestrata il 27 febbraio dello scorso anno. Adesso si è conclusa l'inchiesta penale ed una perizia disposta dal GIP ha accertato la proprietà privata di quasi tutta l'area. In precedenza il GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, aveva condannato al pagamento di una multa di 13.600 euro Ferdinando Sciabarrà per occupazione di suolo demaniale, violazioni in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali. Sciabarrà, difeso dall'avvocato Giuseppe Scozzeri, era accusato di aver arbitrariamente occupato una porzione del demanio marittimo e di averne impedito l'uso pubblico. A richiedere l'emissione del provvedimento era stato il procuratore Luigi Patronaggio, tesi che per larghissima parte è stata adesso smentita da una superperizia. La Scala dei Turchi torna dunque a Sciabarrà. La Procura di Agrigento, tramite il pubblico ministero Paolo Avetro, ha notificato l'avviso a comparire per essere interrogati dalla Polizia Giudiziaria a 14 persone, fra imprenditori e rispettivi collaboratori, indagati di abbandono e deposito non autorizzato di rifiuto e miscelazione non consentita di rifiuti. Sono stati immortalati dalle telecamere nascoste dal personale del Corpo Forestale della Procura della Repubblica di Agrigento, intenti a scaricare scarti di frutta, ferraglia, resti di pesce, cartoni, polistirolo e altri materiali di diversa tipologia in un'area della zona industriale nelle vicinanze di un torrente nei pressi di Fondacazzo, e ciò tra giugno e l'agosto del 2018. Ottava edizione della Passeggiata della Salute nella Valle dei Templi, organizzata dall'azienda sanitaria provinciale in collaborazione con il Parco Valle dei Templi, un evento sportivo educativo che intende sensibilizzare verso la prevenzione delle patologie. Arturo Cantella. Ecco, al via oggi questo appuntamento che per l'ASP è importante, giornata dedicata alla prevenzione diabetologica con una passeggiata qui alla Valle, un evento che si ripete ormai con costanza e impegno da parte del suo ufficio, dottore. Praticamente l'unità operativa educazione e promozione della salute soffriva come tutti gli altri degli impedimenti che la pandemia ci ha dato. Abbiamo
grazie al Green Pass abbiamo voluto riprenderci questa giornata e la possibilità di stare insieme allegramente, pur mantenendo le distanze e le precauzioni per il Covid, perché salute è anche prevenzione del diabete, è anche attività fisica giornaliera, è anche alimentazione controllata, diciamo, almeno misurata, perché sappiamo che l'eccesso di alimentazione di zuccheri raffinati, semplici e amidi raffinati praticamente ci pregiudica per questa malattia. Ma noi ci occupiamo di promozione della salute, quindi abbiamo detto ai ragazzi: invitiamo tutti a passeggiare ogni giorno almeno 45 minuti e quindi quale migliore occasione quella offertaci dal Parco Valle dei Templi, che grazie al direttore che ha un'apertura mentale considerevole, grazie a tutti quelli che ci hanno collaborato, le associazioni, la protezione civile del libero consorzio comunale, l'ACLI, le associazioni sportive come l'ACLI che ha dato il via alla manifestazione e ha seguito tutti i ragazzi, e ha portato anche una rappresentanza di ragazzi disabili che hanno effettuato lo stesso il percorso. Quindi oggi, nonostante la pioggia, ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto solo anticipare un po' i tempi, siamo tutti un po' bagnati, però contenti di esserci ripresi la strada per la salute. Diversi club service partecipano a questa manifestazione. Partecipiamo a questa bella passeggiata, bella iniziativa organizzata dall'ASP, la passeggiata della salute. Noi come Lions stiamo garantendo lo screening ai ragazzi che stanno compilando anche delle schede per la prevenzione naturalmente a questo brutto male che è il diabete. Abbiamo avuto una grande partecipazione nonostante le previsioni meteorologiche e speriamo che questa giornata possa essere di insegnamento a questi giovani che così numerosi e ben motivati si stanno sottoponendo agli screening. Oggi è un'iniziativa molto importante perché avere qua i ragazzi e poter trasmettere questi messaggi in termini di prevenzione alla salute, di prevenzione del diabete e quindi stimolare un corretto stile di vita in termini di attività fisica piuttosto che di alimentazione è un momento sicuramente importante per i ragazzi agrigentini. Siamo qua a fare questi screening, valuteremo eventuali condizioni che vanno attenzionate maggiormente. Speriamo che sia un'iniziativa che si ripeta sempre con questo successo con cui sta ripetendo oggi. Si stima che nel 2045 circa 700 milioni di persone saranno affette da diabete. Per questo il Soroptimist ha voluto essere presente per una malattia subdola che non curata e non ben considerata distrugge gli organi e porta alla morte. Quindi grazie all'ASP per averci invitati a partecipare. Noi sosteniamo come donne soroptimiste questa causa e acceleriamo il cambiamento. Il nostro motto significa anche questo. Ci tengo a rappresentarla e rappresentare la nostra associazione che si muove bene su tutti i campi, là dove ci sono giovani, dove c'è il nostro impegno sociale, noi ci siamo e oggi ci siamo con i Lions, di cui facciamo parte, fa parte mio marito, il dottore Carmelo Vitello e la dottoressa Carola De Paole. Ecco perché oggi abbiamo tralasciato tutto per dare un segnale forte qua sul territorio di Agrigento ai ragazzi, a chi come noi deve credere in questo genere di lavoro che si fa per loro, per noi e per tutti. Quindi noi ci siamo, ci saremo sempre e un saluto veramente della dottoressa Carola De Paole che è il nostro fiore all'occhiello dell'Ande. In collaborazione con l'ASPI anche in questa 8ª edizione siamo presenti in questa bellissima passeggiata sia per la salute sia per la giornata mondiale del diabete, ma principalmente per uno stile di vita corretto che i ragazzi ogni anno acquisiscono con la pratica. Stamattina c'era una giornata, nonostante le intemperie, il coraggio dei ragazzi e il coraggio anche degli insegnanti ci ha portato di nuovo a fare questa passeggiata che ripeteremo anche negli altri anni perché è molto interessante. Grazie. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Momenti di tensione negli uffici del Centro per l'Impiego di Agrigento in via Crone.
dove un 25enne agrigentino è andato in escandescenza alzando la voce e gettando a terra tutto quello che gli capitasse a tiro. Il giovane si era già recato una prima volta negli uffici per completare la pratica di iscrizione, ma era stato rimbalzato. Ritornato una seconda volta, gli è stato fatto notare che alla documentazione presentata mancava un altro documento ed è stato dunque invitato a tornare un'altra volta. Da qui il nervosismo del 25enne che ha cominciato a gridare e gettare in aria documenti, carpette e fascicoli. Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha riportato la situazione alla calma. Ma questa è la dimostrazione che quando il sindaco De Luca non fa lo sceriffo, le cose sfuggono di mano e che la città di Messina non è una città semplice. Questo lo voglio dire con chiarezza perché quando ho letto le intercettazioni che sono state rese pubbliche, una parte, io aspetto ora di accedere anche al resto, che mi hanno riguardato e che erano collegate ai ragionamenti che faceva Razza e i suoi sodali per mettere il bavaglio al sindaco De Luca, è ovvio che ho preso atto che c'era un sistema che tendeva a farmi fuori, come lo vedremo quando ci sarà la possibilità di accedere a tutto il carteggio. E io da quel momento ho semplicemente tirato il remo in barca e fatto il mio semplice ruolo di sindaco. E in questo mi sono vaccinato, abbiamo fatto 2 iniziative in Piazza Municipio, nulla di straordinario e questo purtroppo devo dire che il dato che emerge da Messina, ma nel resto anche della Sicilia, conferma che la strategia portata avanti dal governo regionale è stata errata e soprattutto questo è un governo con un suo assessore che non ha la credibilità più per poter chiedere sacrifici ai siciliani, perché un soggetto che ha mischiato e ha taroccato dati e soprattutto è ritornato poi in auge senza avere l'umiltà intanto di farsi da parte non per la vicenda giudiziaria, per carità di Dio, e io sono un primo esempio, ma per gli errori politici strategici che ha fatto, se ne doveva andare. È ovvio che la Sicilia sconta, e Messina anche in particolare, la non credibilità di un assessore alla sanità. Responsabilità politiche anche in una campagna di vaccinazione che non ha raggiunto quel target che era stato dato invece dal governo nazionale. Non ci sono dubbi su questo. Tu per poter portare avanti certe campagne forti come queste di vaccinazione devi avere l'autorità che ti deriva dall'autorevolezza. Se perdi l'autorevolezza è inutile che minacci di autorità, non sarai credibile, la gente ti prende a pernacchi. L'Acragas Calcio e l'Istituto Scolastico Montalcini insieme per un nuovo progetto. Scopriamo di cosa si tratta con il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo qui all'Istituto Rita Levi Montalcini, inizia una collaborazione fra la società calcistica Acragas e proprio l'istituto scolastico. In cosa consiste, Preside? Ma è una collaborazione che noi abbiamo accolto positivamente perché l'Acragas è la squadra della città e quindi tutti quanti vogliamo sostenerla con tutti i nostri modi possibili. Abbiamo diversi nostri alunni che fanno parte del settore giovanile, stiamo portando avanti un progetto, il calcio che è passione, quindi quale migliore occasione per poter instaurare questo connubio con la società gloriosa qual è quella dell'Acragas. È un progetto che mirerà a far portare i ragazzi sempre più allo stadio per partecipare alla vita della società e da come mi è stato detto dal vicepresidente faranno delle offerte molto così simboliche che faranno ai ragazzi, nel senso che faranno assistere i ragazzi alle partite dell'Acragas con prezzi molto modici, mi diceva il presidente, di €2. Quindi questo per dare sempre più manforte a questa gloriosa società che ci rappresenta tutti. Oggi avete scelto proprio come test di questa iniziativa l'Istituto Rita Levi Montalcini. Abbiamo scelto questo istituto perché io sono nato e cresciuto al villaggio Mosè e penso di fare qualcosa di buono per il villaggio, anche tramite l'Acragas, perché l'Acragas è la prima squadra della città e la vogliamo portare il più in alto possibile. Qual è il futuro della squadra, diciamo a breve, quali sono i progetti brevemente? Ma il progetto è bello ampio e lo dobbiamo portare avanti perché siamo una società solida e ben solida, come si può dire, sì. Strutturata bene. Rita Monella fa parte anche di questa iniziativa, diciamo un po' il cuore pulsante.
Stiamo portando avanti questo progetto che abbiamo anche intitolato Dottor Calciatore, per cercare di portare avanti quello che è lo spirito giovanile e portare avanti il senso di appartenenza a una città e soprattutto il senso di appartenenza a una scuola di calcio che speriamo che nel futuro arrivi veramente a livelli apicali. Lo sta facendo in questo momento perché abbiamo avuto veramente, ci sono state delle grandi vittorie, un 5-0, un 4-0, speriamo che possa andare sempre più avanti e arrivare veramente ai livelli che noi ci auspichiamo tutti. Ecco, sentiamo un calciatore, nome e cognome? Lucas Corner. Ecco, come valuti questa iniziativa qui, diciamo, fuori dai campi, venire nelle scuole e parlare anche con i ragazzi e convincerli a seguire il calcio? No, per me è importante questo. Ecco, come valuti questa iniziativa? La squadra che viene incontro ai più piccoli? Vabbè, è giusto che i più grandi insegnano sempre ai più piccoli la giusta via. Quello di avvicinarsi al calcio è un modo per comunque impiegare il tempo e imparare qualcosa. Calcio terza categoria, i risultati con Carmelo Lentini. Si è giocata la quinta giornata di andata del campionato di terza categoria e non sono mancati i risultati che hanno un po' scosso l'alta classifica. È finita con la vittoria del Cianciana, la sfida clou della giornata con l'Aragona, una gara combattuta che si è sbloccata nel secondo tempo grazie ad una botta del ciancianese Bellavia. Forte la reazione aragonese che raggiunge il pari con Giovanni Severino. La partita si fa dura su entrambi i fronti e proprio nei minuti finali un forte tiro dai 25 metri di Giannone si infila all'incrocio dei pali e vittoria. 3 punti pesanti dunque per il Cianciana che come l'Aragona deve recuperare una partita. Questa gara è stata giocata a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto. Successo a suon di reti per il Bivona sul malcapitato Atena per 4-0 con reti di Scolaro che ha segnato una doppietta, poi Savarino e Bucchieri. Vittoria esterna del Real Canicattì grazie alla rete di Gallo. È stata una giornata positiva anche per il Montallegro che ha superato 3-1 il forte Gattopardo Palma grazie alla doppietta di Caruso e al gol di Territo, mentre ha accorciato le distanze Gallea. Impresa esterna per Ribera che con le reti dell'esperto Giaretti e Magalusa superano il Real Licata che aveva accorciato con Mbaye. Giornata di grazia per lo Sciacca Soccer che rifila 3 reti al Soccer Licata grazie ad una bella tripletta di La Barbera. In classifica generale c'è una nuova leader. Si tratta del Ribera 1954 che, approfittando della sconfitta dell'Aragona, vola a 11 punti, in seguito ad 1 dal Cianciana e a 2 dell'Aragona. Domenica prossima il campionato si ferma, ma si recuperano 2 gare, Aragona Montallegro e Cianciana Soccer Licata. Volley femminile a 2, l'Aragona perde 3-1 a Sassuolo e rimane al penultimo posto. Vediamo. Coach Stefano Micoli, a parte il primo set, la SEAP Dalle Cardillo ha dato battaglia ad un ottimo Sassuolo. Diciamo che abbiamo poi giocato un po' a corrente alternata, potevamo guadagnare un punto in più, un punto sicuramente con il secondo set. Purtroppo incorriamo in errori banali e abbiamo scarsa incidenza nel servizio e questo ci penalizza con squadre così forti in attacco. La migliore medicina per uscire da questa crisi di risultati qual è secondo coach Micoli? Sicuramente il lavoro, perché le ragazze si stanno comportando bene in questo periodo di difficoltà, pur lavorando in 8-9 in allenamento riusciamo poi a sopperire a queste mancanze e in partita un po' ci trasformiamo, ma questo non basta, ci vuole proprio il recupero completo di tutte. Cosa salvi da questa partita? Cosa hai visto di buono? Ho visto la reazione dopo il primo set, ho visto un miglioramento in attacco da parte di qualcuna senza fare nomi nello specifico. Ovvio che ci manca un po' di esperienza con i centrali e poi un altro diciamo risolutore in attacco. Adesso la sfida contro Macerata, domenica al Palamoncada, cosa servirà per portare a casa punti? Diciamo che il trend è positivo a livello di gioco, se fossimo più costanti ed equilibrati probabilmente riusciremo a portare punti.
Valeria Caracuta, a parte il primo set avete dato battaglia a un ottimo Sassuolo, cos'è mancato per portare a casa punti? Ma siamo partite un po' contratte e questo dispiace, però siamo state brave a reagire come hai detto tu nei set successivi, abbiamo dato battaglia, penso che sia mancata un po' di determinazione, abbiamo fatto errori nei momenti decisivi che non andavano fatti, soprattutto in una partita come questa in cui ogni errore contava tanto, quindi è un peccato. Però ce lo siamo detti a fine partita, sono delle piccole cose che hanno fatto la differenza e un peccato, ecco. In cosa deve ancora migliorare la SEAP Dalle Cardillo Aragona? Probabilmente in quello che ho detto prima, a volte facciamo degli errori che non vanno fatti, dobbiamo cercare un po' di più la perfezione che non esiste, però noi dobbiamo pretenderla in allenamento come ha detto Stefano prima e lavorare un po' di più su queste cose perché la squadra c'è, il gioco c'è, stiamo iniziando a divertirci e niente, dobbiamo secondo me essere un po' più presenti in determinati momenti e niente, lavorare in allenamento, lavorare. Domenica la sfida in casa contro Macerata, è possibile secondo te portare a casa l'intera posta in palio? Ma niente è impossibile, noi dobbiamo giocare ogni partita con la voglia di portare punti a casa perché è quello che vogliamo fare, noi ci alleniamo con l'idea di giocare ogni partita al massimo e poi Macerata è una grande squadra, lo sappiamo, ma noi proveremo sicuramente a fare tutto quello che possiamo domenica per portare punti a casa. Federica Vittorio, la SEAP Dalle Cardillo Aragona lotta per 3 set contro Sassuolo, però la sconfitta è maturata soprattutto nel primo set. Cos'è mancato oggi? Beh, diciamo che siamo state molto altalenanti, quindi questo è venuto a mancare, la costanza. Non siamo partite benissimo, però poi pian piano abbiamo ritrovato il nostro gioco. E niente, perdiamo dei punti qui a Sassuolo, però ci rifaremo la prossima sperando di recuperare qualche infortunio al meglio. Cosa salvare da questa partita? La prestazione della SEAP Dalle Cardillo Aragona? Beh, come dicevo non è stato tutto nero, ci sono stati dei tratti in cui si è visto un bel gioco, ci sono stati dei tratti in cui siamo un po' calate probabilmente mentalmente, quindi niente, lavoriamo un po' sul essere cinici e basta. Domenica arriva Macerata al Palamoncada, alle ore 4, al Palamoncada alle ore 15, è possibile secondo te portare a casa punti? Beh, nulla è impossibile, dalla scorsa partita abbiamo avuto la dimostrazione, quindi vi invito a venire al palazzetto come la scorsa partita, il pubblico ci può dare una grossissima mano e noi faremo il meglio che possiamo come sempre. Come ti sembra questo campionato di Serie 2? Beh, è tosto, abbastanza tosto, sicuramente noi siamo una matricola quindi dobbiamo crescere, ma credo che la crescita si stia già vedendo. Qui a Sassuolo non era facile oggi, fuori casa contro una buonissima squadra, anche loro ricordiamo che hanno fatto un bellissimo risultato contro Busto e quindi niente, pian piano stiamo emergendo, lavoriamo tanto in palestra e sono sicura che a breve arriveranno delle. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.